Ciao ragazzi, finalmente siamo arrivati a questo video per premiare il vincitore, o meglio, i vincitori del nostro contest per i 10.000 iscritti. Partiremo facendo una carrellata completa in ordine cronologico di tutti quelli che hanno partecipato. Vi ringraziamo intanto tutti quanti per aver partecipato inviandoci il video. Ringraziamo appunto quelli che hanno partecipato in primis, quelli che ci seguono e che continuano a seguirci sia su Facebook che su YouTube. Adesso comunque diamo la parola al nostro amico e collega Doc, che come vedete è il tecnico oggi, vedete addirittura cuffiette eccetera, roba professional, dove andremo a elencare in ordine cronologico, ripetiamo in ordine cronologico, i video che ci sono arrivati, quindi la parola a Doc. Esatto, ripeto, in ordine cronologico. Bene. È precisino e sì. Bene, allora, cominciamo col primo. Rico M92. MV92. Mi scusi. E a seguire Tomo Bog, Tactical Tacco, Desert Shadows of Air, SMT Airsoft, Overjowl Boys Soft Air, Cecco Airsoft, Infidel Dave, Andrea Wolf Airsoft, Soft Air Undercover, DFG Soft Air Team, Filippo Bredeon e ultimo ma non ultimo M&L Soft Air. Bene, questi sono tutti i nostri partecipanti. Ancora un grazie a tutti quanti comunque. Direi intanto che possiamo partire con piccoli commenti per ogni singolo di ogni singolo video. Allora, il primo video è quello di Rico, ovviamente. Vorrei fare una piccola anticipazione. Beh, intanto grazie di aver partecipato, come avevo già detto. Ragazzi, il contest l'abbiamo fatto non solo per premiare i primi tre classificati, bravissimo, ma per dare la possibilità a tutti di mettervi in gioco, di farvi vedere, di far vedere le vostre capacità non solo a noi ma un po' tutti i youtubers che ci seguono, di farvi anche conoscere. Ecco, questo è quanto, quindi procedi pure Matteo. Allora, partiamo comunque, allora dicevamo, il primo video in ordine cronologico che ci è arrivato è quello di Rico. Velocissimo nell'invio del video, tra l'altro. Sì, beh, Rico, cosa c'è da dire di Rico? Ormai è un youtuber straconosciuto, super conosciuto più di noi anche. Vabbè, più iscritti sicuri. Bravo nella realizzazione dei video. Ottime riprese, ha dei buoni video, sì, delle buone capacità anche di presentazione del video. Ci porta un video dove ci presenta il suo setup indossato da un altro, presumiamo da un suo amico, sì, un compagno di club comunque, con varie panoramiche, buone angolature, buone riprese video, con effetti durante il video ci stavano molto bene. Beh, abbiamo apprezzato moltissimo il video e nella seconda parte forse ha un po' poteva essere un po' meglio, ha un po' sforato quello che era il nostro obiettivo, nel senso che non è stato nemmeno l'unico che ha è stato un errore, diciamo, comune in parecchi video, quello di elencare, di spiegare ogni singola parte del setup. L'avevamo detto nel video, nel modo classico, come una classica recensione normale del vostro setup domenicale, in poche parole. Comunque, al di là di questo piccolo che lui ha voluto fare tutto un insieme del video, possiamo dire che è un buonissimo video. Sì, di qualità buona. Andiamo con il secondo, che è? Il secondo sono i Tomo Bog. Questo video è stato realizzato da un ragazzo, o meglio più ragazzi, comunque principalmente è un ragazzo che spiega il setup. L'idea a mio parere è molto buona, di raccontarci la storia in un'ambientazione post-apocalittica da zombie. E alla ricerca di un setup per combattere una minaccia zombie. Beh, l'idea era carina. Peccato anche per il piccolo inconveniente tecnico della videocamera della GoPro che l'ha lasciata a piedi. Vabbè, comunque ragazzi ci hanno presentato il setup, alla fine forse ha giocato un po' contro la vostra, l'inquadratura all'oscuro che si sa un po' con tutte le riprese. La qualità non era forse eccessa, però esatto. La luce non era il top. Comunque vabbè, l'idea era buona, sviluppata forse. Sì, doveva essere sviluppato un po' meglio, però ci stava. Bravi lo stesso. Molto bravi. Bene, poi abbiamo il Tactical Tacco. Anche questo un altro youtuber famosissimo. Cosa da dire? Tacco è famoso per la qualità anche lui delle recensioni, molto dettagliato, molto tattico, molto tecnico, esatto.
Penso Beh, devo che- dire molto piacevole da seguire comunque Sì, le descrizioni, sì. fatte veramente bene. molto Sì, bravo. un video che lo guardi fino alla fine e capisci tranquillamente il setup che ci vuole spiegare. Non eccetera. video lunghissimi, Esatto. però sì, Giusto, Ci, una porta, buona... ci porta un setup molto semplice, molto snello, Sì. Sì. Minimale. Esatto, Ci mette minimale. dentro qualche piccola chiccheria così divertente che ci sta. Abbiamo apprezzato, visto che non è stato l'unico a portarci Hello Kitty, Sì, la faccia di appunto. Hello Kitty. Anche il video è E stato- comunque, che dire, le riprese buone, la qualità, sì, la sì. tecnicità, Elevata. la tecnica nella registrazione video buona, altissima anzi. Mm. E bravo Bravo, Taco, bravo, anche, sì, sì. anche se dobbiamo trovarci anche la piccola La pecca. la pecca nel video, anche lui ci è andato a presentare ogni singola parte del setup, Sì, forse alleggerito dal fatto che le riprese erano metà panoramiche e metà Sì, non si è fossilizzato su un unico... però dai, comunque Ok, passiamo comunque nel complesso per- buono. Passiamo al prossimo. Poi abbiamo i Desert Shadows of Air. Anche I qui, due gemelli. anche Due qui, gemelli, due ragazzi, vero. secondo me è una coppia eccezionale perché No, veramente bravi. una coppia Lavorano bene lavoro insieme. eccezionale. Meritano. Siamo abituati a vedere personaggi differenti, in questo caso abbiamo due fratelli uguali, pensanti uguali, Sì. un unico youtuber in due persone. No, ragazzi, scherzi a parte, molto bravi. Idea buonissima, veramente. Hanno perché- centrato, no, i ragazzi hanno centrato A pieno, sì. quello che era l'obiettivo del nostro contest, ovvero la presentazione di un setup e non la recensione di un setup. Sì. E In modo totalmente originale. Sì, molto originale. diverso. La location dà paura perché Sì. veramente la Molto, location è molto. molto Campo bella. molto invidiabile. Sì, se è il vostro campo di gioco, ragazzi, Invitateci che Aspettiamo una mail. Grazie. E oltre a questo ci hanno infilato dentro anche nel video una sorta di morale, cioè l'evoluzione. Hanno fatto vedere un po' Nel come tempo. cresce un soft gunner partendo da zero proprio. Esatto. Molto bella l'idea. Bravi, complimenti. Molto originale. Bene, poi, Poi gas? i prossimi sono gli SMT Airsoft. Beh, qui abbiamo tre ragazzi. Il trio SMT. il trio simpatici, tre ragazzi che ci presentano il video con una gag di come presupponiamo uno di voi ha cominciato a giocare a sorteggio. è vero, è proprio. E poi ci riportano la recensione vera e propria del setup che, ripetiamo, è l'errore che abbiamo visto molto più spesso. La classica recensione. La classica recensione del setup, Già vista di un comunque, setup, però loro, diversamente da altri, hanno presentato un setup per neofiti, cioè hanno proprio L'hanno dedicato- specificato che è un dedicato setup specifico. per neofiti. per i neofiti. Simpaticissimo. Non ricordo il nome del personaggio. M? Va bene, comunque il ragazzo in boxer Che è sempre stato come manichino. anche lui con Hello Kitty sui boxer. E ricordiamo il ciuccio. Giusto, Oh, mamma mia, è vero. il ciuccio tattico. Ecco. Comunque, vabbè, simpaticissimi. Ecco, qui forse se dobbiamo togliere una pecca come abbiamo fatto per gli altri video, Si vede che non è proprio stato non- studiato non è appieno. stato presentato. Come l'hanno detto anche loro, è stato molto improvvisato. Esatto. Ecco, comunque bravi Peccato però, comunque. dai. Bravi comunque, cioè un bel video da vedere, piacevole da vedere e da riderci su. Poi Beh, abbiamo gli Overjoyed Boys. Soft Air. E Sottolineo. sottolineato, ragazzi, visto che voi lo sottolineate, giusto che anche noi lo sottolineiamo. Questi sono due ragazzi, penso che sono fra i più giovani che ci hanno avanti il video, o se Sì, non sì. i più giovani comunque. Siamo lì. Veramente simpaticissimi. Io mi sono sbregato alle risate quando vi ho visto, No, veramente. Sicuramente belli. vincono il nostro premio simpatia. Ecco, sappiate ragazzi che se non doveste arrivare nella classifica dei primi Dei tre, tre. il Premio premio simpatia è simpatia vostro. Sicuramente è vostro. vi stringiamo la mano perché siete fortissimi nonostante l'età. E ci presentano anche comunque un video buono. Sì, Sì. setup presentato bene. Un comunque. setup presentato bene. Elencato. Intervallato da queste gag. Sì, Sì, Comunque simpatiche, stavano. giusto per Anche- tenere un po'. Anche qui hanno sempre elencato le parti Sì. però diciamo un po' come il tacco l'ha alleggerito con questi spezzoni di simpatia che hanno reso tutto Sì, il video che non, molto era piacevole. che non era monotono il video, insomma. Esatto. Beh, No, bello. bello, anche questo. meritava, bravi, Poi ragazzi. abbiamo i Cecco Airsoft. Il cecco. Il esatto. Cecco. Il- Anche questo cosa dobbiamo dire, Il ragazzi? famoso Famoso anche lui, cecco. ovviamente. Non c'è tantissimo da dire. Non ha bisogno di presentazioni sicuramente. Qualità sia del setup, video, eccetera, anche il Cecco molto buona. E anche l'idea, ovviamente. E anche l'idea Veramente veramente particolare. Anche il cecco Ha fatto tipo all'inizio un piccolo cortometraggio proprio
la presentazione, Esatto. il richiamo alle Esatto, armi, il richiamo alle armi. di un ex reduce veterano. E beh, cosa apprezzabilissima, che almeno che ho apprezzato tantissimo, è come ci hai mostrato le parti del setup, Sì. che non sei caduto nell'errore Comune. di descrizione, di descrivere le singole parti, ma lui le ha presentate con il classico cerchietto Effetto proprio da Mission Impossible. esatto, Molto fighissimo, bella, guarda, con, bella, con le bella. musichette sotto anche sì. di Mission Impossible. E Piccola pecca, Piccola pecca, un po' la la durata del video. Poteva essere sì. sviluppato un po' meglio. se lo Peccato. sviluppavi Buono, un po' buono, più buono. lungo era Sicuramente, Apprezzabile. esatto. Però- Comunque buono. Molto buono. alta la qualità. Bene, ora è il turno di Infidel Dave. Beh, anche qui un ragazzo giovane. Giovane, sì. Sì, parecchio giovane. Secondo me, confermaci se è vero, è già da un po' di tempo che gioca, che pratica il soft air, visto l'equipaggiamento. Sì. Ha fatto un buon video, Una buona qualità, Sì. sì. buona Assolutamente. qualità, ci ha presentato varie inquadrature di tutto il setup e l'ha esposto molto bene, lo Sì, oserei direi dire. molto bene. Nella prima parte. Sì, nella prima parte l'ha esposto molto bene con varie scene quasi in action, Qualche effetto di fumo. qualche Esatto. effetto fumogeno, la location era in mezzo ai vigneti, però insomma dai, ci stava, Era buono, era ci buono. stava, ci stava. L'unica pecca, visto che ormai le abbiamo trovate un po' tutti le pecche, è stata nella seconda parte Parte che finale. come tantissimi ci ha elencato anche qui tutto il suo Un equipaggiamento. po' come una solita video recensione classica. Comunque possiamo dire che nel complesso Andava bene. andava bene. Sì. A noi il video è piaciuto Sì, e assolutamente. come tanti altri giovani poi ci ha messo anche lui impegno e comunque si sono visti i frutti, dai. Certo. Bene, continuiamo adesso con Andrea Wolf Airsoft. Beh, qui vediamo che comunque è un ragazzo già più grande nell'età Sì, sì. rispetto Assolutamente. alla media. Ci presenta il suo video con l'evoluzione di un soft gunner, cioè il passaggio da Boschivo. un boschivo. ambiente boschivo a un ambiente urbano e ovviamente l'evoluzione del proprio setup. E lo fa comunque in modo simpatico. dirò. Sì, Sì, anche decisamente ci ha messo la chicca simpatica e poi ci presenta le singole parti del setup inizialmente con qualche ripresa panoramica e poi con riprese fisse sulle le singole parti del Beh, setup. comunque è carino che fa la descrizione direttamente con le riprese, Sì. non quella classica a tavola. Beh, comunque. certamente, sì, diversamente da Anche altri l'ambientazione ovviamente era Sì, più proprio- originale. Sì, beh, bellissimo l'ambiente in cui la location che ci hai presentato il setup, urbano proprio come ha detto lui. Sì, sì, sì. Poi sì, nella seconda parte è andato a descrivere appunto le SG che Ecco. nel tavolo, sì, Sì, le sue forse varie là- SG. È un po', un po' peccato. È un po' Poteva sforato, continuare come aveva fatto all'inizio. ci ha comunque, presentato ci sta. anche altre SG che non c'entravano propriamente col setup presentato in sé, cioè, però comunque nel complesso ci è piaciuto il video, anche il setup è rappresentato bene. Sì, Cioè, sì. Poi il prossimo. abbiamo Soft Air Undercover. Qui abbiamo un duo di ragazzi Sì. che ci presenta un video con un cortometraggio. Sì. Diciamo che l'intro è un po' dubbioso. No, Tipo inizialmente c'è qualche minuto di incomprensione. Non si vogliamo capisce dire. bene dove voglia andare a parare, però insomma. aprendo questo video ci incuriosisce perché c'è sto ragazzo che gioca alla PlayStation, comunque gioca a qualche Batte, videogioco probabilmente. e O a viene, COD. viene interrotto dal suono del campanello, va ad aprire a un pseudo, almeno noi l'abbiamo interpretato così, una recluta che vestita di tutto punto entra a casa e deposita il proprio equipaggiamento nella Abbandona tavola. proprio l'equipaggiamento sul tavolo. Sul tavolo e va via. E se ne va. Questo ragazzo inizialmente che giocava con i Videogiochi, videogame prende il setup e lo Inizia a presentarselo. inizia a presentarselo. Anche qui però sul classico tavolo, quindi Un po' le riprese un po' mosse, un Sì, po' abbiamo- ballerine. Abbiamo trovato qualche ripresa, soprattutto quelle che centrano un po' di più con la presentazione del setup, mosse, e abbiamo visto anche un dito che spuntava sì, fuori. sì, però insomma dai, qualche piccola imperfezione, però comunque considerando non era male, dai. le capacità e il complesso del video, dai, è buono, non possiamo dire. Sì, sì. Bene, passiamo poi ai DFG Software Team. Qui abbiamo un team di ragazzi Sì, un club, probabilmente. capitanati, si presume Da Viking. da Francesco, no, Vicky in realtà. Viking è Sì, capitanati da Francesco, che ci presentano inizialmente una scena molto action. Sì, fanno
un piccolo cortometraggio, esatto, di un'azione comunque. contro dei terroristi. Simpatico il terrorista che va a catturare poi uno dei club. un membro del team ferito. Sì, anche qui ci presenta un video da circa quasi 7 minuti dove per Sì, metà è diviso in due parti anche dove qua, per il video. metà si basa sulla scena action, il cortometraggio in sé, e poi nella seconda metà appunto spiega. Sì, cioè magari Spiega il setup un che po' la indossa. esatto, la parte magari dove descrivono è un po' troppo poca e c'è più cortometraggio, Sì, quindi ecco, forse nel cortometraggio non viene proprio visto appieno no, esatto. il setup. Non si capisce setup. neanche il setup quelle presentate in realtà. Comunque, no, l'idea era buona, sicuramente l'idea di metterlo all'interno di un action è buona. Forse andava concentrato un po' di più l'attenzione sul setup in sé. E i punti di forza, beh, sicuramente la parte iniziale. La parte iniziale, La appunto, location. l'idea video action. Viking sicuramente faceva la sua sporca figura Col barbone. proprio da operatore. L'operatore calato nella parte e Per sì. il resto bene. Comunque Come lei- qualità video medie comunque dai, Sì. buona. rientra in un buon video, dai, possiamo Sì, portare Sì, un sì, buon sì, video. sì. Il prossimo? Penultimo video, Filippo Bredeon. Qui abbiamo un ragazzo giovanissimo. Anche questo, anche questo. uno dei più giovani che hanno partecipato, che ci presenta un setup da pseudo sniper, diciamo. Sì, insomma. lui setup sniper setup, e ci presenta tutte le sue parti del setup, che secondo noi ci mostra le sue action cam, cioè la sua camera action, e anche la videocamera con il quale fa i video. Sì, ci Cioè, vuole un po' far vedere con cosa ha fatto il video. in realtà la qualità è buona del video, è molto Sì, buona. sì. E anche la presentazione lui non va a elencare, quindi non si espone, oppure si espone parzialmente all'errore che hanno fatto un po' tutti. Descrive il setup in modo un po' più originale, Esatto. insomma, rispetto al L'unica normale. magari pecca, se vogliamo dire, è che magari alcune riprese sono state fatte troppo vicine e quindi non si capisce. Sì, e forse quando elenca un po' le parti, alcune riprese non fanno vedere esattamente quella parte. Soprattutto quando parla un po' dell'elemento, così non si vede. Comunque, beh, considerando l'età, considerando comunque le capacità del ragazzo, l'idea comunque c'era, l'idea è bella. Poi era giusta. chiude nel finale che scende giù le scale, vesti tutto quanto, fa la ripresa anche che trova la pistola. Carino, Sì. bello. Bravo. Bene. Ultimo ma non ultimo. Ultimo partecipante, ML Softair. Qui abbiamo Setup italiano. due ragazzi che ci presentano un setup italiano, o come no, cioè così ce lo spaziano per italiano. E beh, qui possiamo dire che è una recensione vera e propria di un È la setup. classica recensione del setup. Ecco, la presentazione completa del setup. Forse questa è un po' la picca in cui siete incappati e non siete stati nemmeno gli unici, però comunque al di là di quello le riprese sono buone, Sì, assolutamente. e Specifiche nel dettaglio, specifiche nelle nel parti, dettaglio, va si bene. vede bene tutto quanto quello che presentate. E il setup è buono, perché è buono, non è stato un po' messo a casaccio, No. ma è tutto quanto Un po' studiato. sì, sicuramente un video studiato, bello. Magari diciamo appunto l'originalità, come un po' nel resto, insomma. Però buono anche questo Sì. come video, dai. Bene, abbiamo finito la scarrellata di tutti i video. Vogliamo ricordare un attimo i premi, giusto per far gola ai Bravissimo. partecipanti? Allora, il primo classificato riceverà una stupenda pistola, non a CO2 ma a gas, un come piccolo errore che abbiamo fatto. siamo sbagliati, però dai. Secondo premio, Secondo premio, un buono di 40 euro da spendere sul negozio di abairsoft.it. e terzo premio, Sempre un buono da 20 euro in questo caso da spendere sempre sul solito negozio di abairsoft.it. Bene. vorrei ricordare, come già anticipato, ragazzi, se non avete vinto, non è che il vostro video faccia No, erano tutti buoni sia video, brutto, erano tutti quanti belli. buoni video, considerando le capacità che avete tutti, da tenere in considerazione che tutti i video sono buoni. L'avete fatto, ricordate, non tanto per vincere, oppure è giusto averci provato per tentare di vincere, Sì. ma ricordate che la cosa più importante è quella di intanto mettersi in mostra, far vedere le proprie Esatto. capacità Farsi conoscere. e farsi quindi. conoscere. Bene, partiamo ora con la classifica. Partiamo dal terzo classificato. Vediamo il video.
Bene, terzo classificato abbiamo visto che è Cecco. Esatto. Bravissimo Cecco. È stata una scelta abbastanza, anzi, molto dura, direi. Sì. È stata forse la scelta abbastanza più combattuta. Sì, il terzo posto è stato difficile da decidere. Combattuto, nonostante non fosse il primo, però insomma dai. Come abbiamo già detto, idea beccata in pieno. Sì, ha centrato in pieno quello che noi avevamo chiesto, esatto. ovvero la presentazione di un setup, e ovviamente ha aiutato tantissimo le capacità, è ovvio, le capacità, quindi ci sono, l'esperienza c'è, e la conoscenza, l'inquadratura, soprattutto nella prima parte che le ha alternate. Piccole cose che però nel complesso rendono un video molto piacevole da vedere. Sì. Veramente bello. Bene, L'unica pecca, come abbiamo detto, la durata, purtroppo. La prossima volta, o comunque Falla leggermente più lunga. nel prossimo contest fallo più lungo. Però complimenti. Bene. Bravo. Poi? Beh, dopo il terzo a casa mia c'è il secondo posto, direi. A casa tua? Sì. Eh sì, a casa mia c'è il secondo posto dopo Sì. il terzo. Sì. Bene, vediamo il video. Beh, ovviamente, vai. Dentro questo baule contigo si trova il mio loadout domenicale preferito. Lo prediligo per l'ambito urbano. Questa configurazione garantisce leggerezza, comodità e facilità nel suo impiego. È composto per la first line da un completo SOD in colorazione HCS in taglio combat, così da avere ginocchia e gomiti protetti. La shirt è FR, un capo generalmente riservato ai militari. Le scarpe sono della Salomon, comode, spartane e leggere, fottutamente cool in Val d'Aosta. La second line è davvero minimale, composta solo dal mio plate hanger della Sword, che trasporta 3 PMAG monofilari, una vescica da 3 litri, oltre che un admin per oggetti generici. Ovviamente non può mancare la mia patch preferita dall'alto livello Tactical. More Tactical! Nella mia admin non manca il cavatappi adatto all'apertura tattica della miscela alcolica composta dal luppolo e vari altri additivi che io amo tanto, ossia la birra. La replica è il mio King Arms Custom con il kit Block 2, silenziato, dotato di pack e torcia assolutamente removibili a seconda dei casi. Amo alternare il CTR con il calcio un po' più old style con backpack originale da M14, tagliato e sagomato apposta. La replica frulla bene i suoi BBs e non pesa nemmeno troppo. È stata verniciata più volte e si è usurata nel tempo. La cinghia è della Blue Force Gear, così come l'admin. Insomma, davvero checca isterica alla moda. Il completo SOD e il Plate Carrier Sword sono una coppiata niente male. Questo loadout garantisce davvero molta mobilità e praticità nel suo impiego operativo. Ma alla fine, quello che conta davvero è che è fottutamente trendy. No, a parte gli scherzi, ne sono molto soddisfatto. L'ho progettato con calma, valutando le mie esperienze. Chiaramente si addice a giocate brevi in contesti generalmente urbani, come detto prima, o in boschivi facili, con condizioni meteo ideali. Detto ciò, grazie per aver visto questo video trendy e tactical, e ci vediamo presto con altre bagianate tattiche di grande effetto visivo ed operativo, proprio come piace a me. Ciao! Tactical Tactor, chi non mi piace il video, password. Ragazzi, che dire, secondo classificato non poteva che non essere Tacco, E anche qui l'aspetto tecnico è oltre la media, anzi è anche oltre le nostre capacità. Sì, che ripeto, nonostante sia iper dettagliato, è molto piacevole da vedere, veramente. Ha realizzato un video che, se anche hai la mamma che porta l'aspirapolvere dentro casa, gli spari un colpo perché vuoi vedere il video di Tacco. No, scherzi a parte, Tacco eccezionale, tecnica superiore a chiunque altro.
E alternato con la descrizione, con anche delle ispezioni video, quindi è proprio, cioè non una cosa monotona e pallosa. No, molto ma bello da bella, seguire dall'inizio alla fine, veramente, bravo, bravo. bravo Taco, ti sei meritato il secondo posto. Bene, E al primo posto, amici? vediamo il primo Il posto, video. chi se lo merita. Vai il primo posto. You once said I'll never walk away, I'll never sail away, I'll never go. And I was there standing outside your door, waiting for you to show me how to stay. I've been there before, hoping and trying to make things right, but now I don't know. Honey, these arms that once held you are ready to fight. Ready to fight. You once said I'll never walk away, I'll never sail away, I'll never go. And I was there standing outside your door, waiting for you to show me how to stay. I've been there before, hoping and trying to make things right, but now I don't know. Honey, these arms that once held you are ready to fight. Ready to fight. Honey, these arms that once held you are ready to fight. Ready to fight. Home is everywhere, your heart is. I can be that home. If you please walk with me and we'll be gone. Dear, home is everywhere, your heart is. I can be that home. If you please walk with me and we'll be gone. Dear. Honey, these arms that once held you are ready to ready to fight. Ready to fight. Honey, these arms that once held you are ready to fight.
Ragazzi, che dire, i Desert Shadows of Tear sono eccezionali, cioè ci hanno stupito, tanti hanno detto, tanti già l'avevano anticipato, però d'altronde era inevitabile, hanno realizzato un video eccezionale, location da paura. Sì. Riprese bellissime. Riprese bellissime, hanno centrato l'obiettivo appieno perché non si sono neanche soffermati a elencare le singole parti. Ci hanno fatto vedere proprio l'evoluzione del soft video, e in più ci hanno messo anche una piccola morale. la piccola morale, L'idea comunque. l'idea eccezionale, che dire, beh, io parlerei un attimo dei ragazzi, cioè io sinceramente il team di lavoro, come già ho anticipato prima, è buono. Beh, si vede comunque dal risultato. Sì, e il risultato l'ha confermato. Sono due ragazzi che secondo me, se continuate a realizzare video, arriverete in alto, cioè almeno io ve lo auguro, perché Beh, se continuano su questa linea sicuramente se la qualità dei vostri video rimane così, ragazzi, sicuramente scalerete la vetta. Che dire, il primo premio ve lo siete meritato, sì, sicuramente. Complimenti ancora. Godetevelo. Speriamo che sia di vostro gradimento. Speriamo, sì, esatto, speriamo che vi sia piaciuto. Ribadiamo appunto ai non vincitori che i video non erano brutti, o comunque non li abbiamo scelti perché erano brutti rispetto agli altri, perché magari abbiamo trovato delle piccole cose che rispetto ai primi tre non avevano, o I primi comunque tre hanno avuto qualche piccola cosa in più. Esatto. E stimoliamo comunque tutti i partecipanti, anche chi non ha partecipato, a continuare a realizzare video. Esatto. E a farsi conoscere, permettendo al software di continuare ad evolversi e a crescere, comunque, che è quello l'obiettivo. Esatto. Bene, anche noi per quest'anno abbiamo realizzato il nostro contest. Vi auguriamo una buona continuazione, vi auguriamo continuate a seguirci comunque. Esatto. un buon anno, visto che ormai ci stiamo avvicinando alle feste natalizie e all'anno nuovo. E seguiteci sia su YouTube che anche comunque su Facebook, perché ogni tanto che comunque mettiamo le visualizzazioni anche delle su Facebook chicche, continuano a salire, delle chicche particolari. Se avete consigli, domande, siamo sempre a vostra disposizione. Sì. Per questo video è tutto, ragazzi, al prossimo video. Ciao, ragazzi. Ciao.